paginette del libro di Federico, il professore ci parla di Messina. Ha trovato un riferimento a Messina da Niccolò Speciale, Storia Sicula. In questo opuscolo, a pagina 18, se prendete pagina 18, a metà pagina dice che Messina nel 1301 era assediata dagli Angioini, c'era un altro assedio. Durante questo assedio navale, l'assedio era impermeabile ad ogni infiltrazione di aiuti, quindi non entravano navi per fornire i messinesi. I messinesi erano ridotti alla fame. Quindi che succede? Federico III entra dalle colline, si accorge di questa situazione estrema, che la città era distrutta, non riusciva più a procurarsi cibo per sopravvivere, decide di prendere la popolazione di Messina e di portarla a Randazzo. Cioè nel 1301 migliaia di messinesi sono stati trasferiti a Randazzo. Questo piccolo riferimento a Messina ci ha fatto collegare alle molteplici riferimenti artistici di Antonello con Randazzo. Non riuscivamo a spiegarci come mai Antonello aveva fatto molti lavori a Randazzo. Alcuni autori addirittura dicevano che Antonello era nato a Randazzo. Un'ipotesi che si potrebbe aprire da questo fatto è che da questo fatto importante sia nato un gemellaggio fra Messina e Randazzo che ha unito queste due aree. Non dimentichiamoci che poi anche l'Etna faceva parte della provincia messinese, tutto il periodo dell'Etna apparteneva a Messina prima, quindi Randazzo non era poi tanto lontano dal nostro punto di vista. Però questo fatto ha sicuramente creato un collegamento, un gemellaggio, e quindi su questo fatto possiamo dare questa notizia, questa novità ai critici d'arte che potrebbero così spiegarci altre cose quanto me.